nella pallavolo come in altri sport, le atlete e gli atleti meritevoli già in giovane età prendono parte ad allenamenti di selezione organizzati dal comitato regionale. In questo servizio abbiamo fatto visita ai selezionatori regionali femminili che ci hanno spiegato in che cosa consiste la loro attività. Su 200 ragazze alla fine dobbiamo arrivare a 12, più o meno questa è la quantità di ragazze che vediamo. Sicuramente per le ragazze è una cosa importante perché è un allenamento di qualità e sicuramente questo crea in loro uno stato d'animo positivo anche per tornare poi nella propria società con un qualcosa in più nel proprio bagaglio. Sostanzialmente le migliori atlete vengono segnalate dalle loro società, dai comitati provinciali o dagli allenatori e vengono convocate prendendo parte a questi allenamenti di selezione. Non me l'aspettavo sinceramente perché anche l'anno scorso facendo le selezioni provinciali non ho giocato molto e non mi aspettavo una convocazione alle regionali, ho provato molta felicità sinceramente. Spero di arrivare più avanti, è possibile. Ho già partecipato a questi allenamenti, a mano che andiamo avanti. Gli allenamenti sono sempre un po' diversi e un po' più duri. L'anno scorso è andata bene, volevo arrivare fino in fondo, però non ci sono riuscita, ma quest'anno spero di essere presa in questa rappresentativa e di arrivare fino in fondo. È il secondo allenamento che faccio, è una bella esperienza perché si imparano cose nuove e anche se non si arriverà alla fine, in ogni caso si apprenderà qualcosa. E queste cose che si imparano dobbiamo portarle in società e bisogna trasmettere alle compagne di squadra. Qui si lavora dunque e si cerca di dare il meglio di sé. Ma quali sono le principali difficoltà da affrontare? L'abbiamo chiesto al selezionatore regionale Michele Minotto. La sofferenza classica per l'età in cui lavoriamo noi è sicuramente il fondamentale ricezione, perché gran parte delle ragazze che abbiamo la fortuna di visionare sono ragazze che sono dei talenti, sono dotate, molto dotate dal punto di vista atletico e pallavolistico. Ma in società talvolta non si cura questo fondamentale. Quindi noi ci ritroviamo ad avere ragazze dei talenti che la maggior parte giocano opposte o centrali, dove la ricezione non è necessaria. Ecco, questo è un po' il problema storico del settore giovanile, credo della nostra regione come anche di tante altre. Qualche segnale positivo però sicuramente c'è rispetto a qualche anno fa. Anni fa l'aspetto fisico era molto meno curato rispetto ad adesso, per cui ti trovavi magari delle ragazze che potevano rendere molto bene in età giovanile, ma poi non avendo una base fisica abbastanza buona, poi quando superano i 18 magari smettono per problemi di spalla, di ginocchia, eccetera, eccetera. Invece vedo che dal punto di vista atletico stiamo migliorando. Ci sono tante ragazze che verranno con noi in rappresentativa che stanno facendo dei campionati di livello nazionale o regionale. E questa secondo me è una cosa molto, molto importante. Il messaggio è stato recepito anche dalle società, si stanno impegnando con le loro atlete a portarle ad un impegno maggiore e quindi questo è un beneficio per la rappresentativa ma accaduta poi per tutte quante le società della regione. So benissimo che qualche ragazza inevitabilmente la perdi perché non hai avuto la segnalazione, perché magari non gli è stato comunicato, perché magari in famiglia non va bene a scuola e quindi non te la mandano. Per tanti motivi sicuramente non abbiamo visto il meglio del meglio, si cerca di fare quello che si può, però sicuramente la perfezione non esiste neanche in questo lavoro, insomma.